all'interno dell'azienda Interrante in uno dei 4 campi sperimentali implementati nell'ambito del progetto EBioScart Plus. Siamo felici perché abbiamo avuto modo di ospitare scolaresche provenienti da un istituto agrario dell'Interland e abbiamo avuto modo di spiegare loro l'intento progettuale in questo campo sperimentale. Qui cerchiamo di mettere in scena i presupposti progettuali, cioè trasformare un vincolo aziendale in un'opportunità con la messa a punto dalle bucce di fico d'India, appunto uno scarto, un prodotto non idoneo, la produzione di un alimento per ruminanti e di un compost per le piante. E questo partenariato, che è composto da università, imprenditori, industriali, professionisti come chi vi parla, ha un solo intento: conferire un nuovo strumento all'azienda zootecnica, all'azienda agraria, un nuovo strumento che la innalzi ad azienda multifunzionale, virtuosa nell'ambito dell'economia circolare, la renda più forte e competitiva. Ecco, questa è la nostra missione, una missione etica, economica, proprio nel solco S3, proprio nel solco che l'Unione Europea, dandoci fiducia, conferendoci risorse, vuole che portiamo avanti, e siamo noi i precursori di un futuro già entusiasmante. La linea che stiamo seguendo è quella relativa all'utilizzazione di questi sottoprodotti del fico d'India che abbiamo insilato e abbiamo utilizzato nell'alimentazione della pecora da latte. Abbiamo osservato gli effetti sulla produzione e sulla qualità del latte e ancora ci siamo spinti verso l'analisi dei formaggi ottenuti da questo latte e i risultati sembrano essere sorprendenti. Adesso dobbiamo ancora chiudere le analisi dei formaggi, soprattutto per quello che riguarda le caratteristiche salutistiche e quindi i polifenoli, gli acidi grassi insaturi. Dopodiché c'è tutta la fase di divulgazione di questi risultati, quindi sia attività produttiva, cioè agli allevatori, ai produttori di latte e di formaggio, ma anche ai tecnici, e poi c'è tutta una parte legata alla presentazione dei risultati alla comunità scientifica. Noi puntiamo da tempo su un progetto integrato di filiera che riguarda il fitocomplesso del Ficus Opus indica. La cosa più importante da sottolineare è la consapevolezza che proprio in questo pezzo d'Italia, di Sicilia, per tutta una serie di condizioni favorevoli, noi abbiamo un fitocomplesso con una concentrazione di principi attivi straordinariamente elevata e quindi una qualità nutrizionale ma utile anche per la cosmeceutica, la nutraceutica, la produzione di integratori veramente importante, che va assolutamente valorizzata.